per Radio Antenna Campania e per la Gazzetta Campana abbiamo un ritorno a Nola, un gradito ritorno. Si parla stasera qui al Teatro Umberto di Nola di cultura partenopea, di musica napoletana, in altre parole, Salve Vinci. Il ritorno a Nola, già ci siamo incontrati precedentemente, adesso diamo una definizione, una lettura critica di questo spettacolo, sul quale c'è molto da dire, anzitutto che il pubblico viene coinvolto. A lei la parola, una definizione dello spettacolo. Ma questo spettacolo è nato come forma di ringraziamento, per avvicinare ancora di più al pubblico a questo progetto di vita musicale trascorso insieme. Il pubblico mi ha regalato più di quelle che io ho donato a loro e mi sembrava giusto adesso interagire con loro, rendere protagonista il pubblico insieme a me. Naturalmente in questo spettacolo ci sono molte canzoni che precedentemente io non avevo mai cantato pubblicamente e questo spettacolo me l'ha permesso di fare. Ecco, innanzitutto il titolo sembra un'equazione matematica: noi più voi uguale noi. Io più voi uguale noi. Io il più mercante voi... di stella come sottotitolo. Sì, in effetti il mercante di stelle vuole essere anche il titolo dell'album Il mercante di stelle, perché tutte le canzoni, molte delle canzoni che canto durante lo spettacolo si trovano in questo disco Il mercante di stelle. Ecco, parlando un po' di te, insomma, è scontato parlare che tu sei figlio d'arte, che hai iniziato proprio da piccolissimo, la tua storia è giunta fino a Sanremo, il terzo posto. Ma raccontiamoci se un po' quella grande avventura, anzitutto un meraviglioso terzo posto, se ci sarà un'altra prova a Sanremo in futuro. Se ci sarà vediamo, se capiterà di scrivere una bella canzone, magari di scrivere un bel progetto musicale, veicolarlo attraverso Sanremo è fantastico, perché è una vetrina importante per chi fa musica, riesci a catturare l'attenzione in una settimana di tutti i media, ma soprattutto del pubblico a casa, che comunque è sempre numeroso, perché ormai fa parte del costume del nostro paese. L'avventura, quella del 2009, è stata straordinaria, perché dopo tanti anni che ci provavo, finalmente nel 2009 è arrivata questa possibilità, il pubblico mi ha sostenuto tanto, quindi io devo tanto alla mia gente, a tutti quelli che in qualche modo mi hanno votato, mi hanno inviato gli SMS per sostenermi, visto che comunque avevo superato e avevo affrontato tutte le cose negative del regolamento. Senti, tra i due precedenti c'è anche una breve apparizione anche a livello cinematografico, vuoi raccontarci questo particolare inedito? Ma io quando ero piccolo ho girato un po' di film insieme con mio padre, poi successivamente in Verdone ci fu questa bellissima avventura nell'87 con Carlo Verdone e Alberto Sordi, e lì mi sono veramente divertito, perché a parte avevo compiuto da poco 18 anni, quindi c'era leggermente più consapevolezza di quando ero bambino, adolescente, è un'esperienza che ricordo veramente con affetto. Senti, un capitolo a parte merita la tua canzone Vera, che c'è molto da dire, innanzitutto raccontami tu. È stata la mia prima canzone da cantautore che ho scritto, presentata in un festival che conduceva Mike Buongiorno, si chiamava Festival Italiano. Vinsi questo festival, questa canzone poi divenne un successo anche internazionale, cantata da un cantante spagnolo che si chiama Marcos Luna. Diede anche il titolo al disco suo, quindi fu veramente per me come autore fu una grande soddisfazione, ma anche come musicista, come cantante, perché comunque una canzone veniva interpretata da un cantante fortissimo in Sud America, quindi è stata una bella soddisfazione. Quando ho scritto questa canzone l'ho scritta dedicandola a tutte quelle persone che continuano ancora con i propri sogni, a non mollare mai, ad alimentarli giorno dopo giorno, nonostante le avversità che ti arrivano del quotidiano. E questa canzone rispecchia ancora tutt'oggi un mondo che comunque mi fascia, e tutto quel mondo che mi segue, che tiene tanto a me come io tengo a loro. Per me il pubblico è la mia seconda famiglia, a volte si sostituisce pure, perché mi capita di essere più con loro che con la mia famiglia, quindi... Ecco, ci farebbe piacere parlare ancora con lei, ma vogliamo anche darle un modo di ormai di prepararsi per... sì. E quindi che vogliamo dire più? Vogliamo dire i saluti per la nostra radio, anzitutto i saluti di un
un grande, se mi permetti, della cultura partenopea. E io ti ringrazio, un saluto a tutti i radioascoltatori in questo momento Radio Antenna Campania. Radio Antenna Campania, un saluto a tutti voi in ascolto, e grazie veramente sempre dell'ospitalità, grazie della vostra vicinanza e per tutto quello che fate per la musica. Grazie a Salve Vinci. Grazie.